Comincia il nostro viaggio, amici, qui all'interno dei padiglioni di Macfrut a Rimini. E cominciamo con Opo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. Io sono in compagnia del presidente Adriano Daminato e del direttore Francesco Arrigoni. Allora, presidente, un'immagine intanto rinnovata di questo spazio espositivo. Sì, l'immagine è rinnovata, prima eravamo, si può dire, in navigazione nell'ultima fiera di Rimini. In questa fiera abbiamo portato il nostro territorio, alla fine è l'ambiente in cui ci troviamo, quindi il nostro Veneto, con la natura, con la biodiversità, il fattore importantissimo che dobbiamo trasmetterlo soprattutto in questa manifestazione, quindi la biodiversità con territorio di qualità e i nostri prodotti di qualità. Qualità e bontà da tutta Italia, perché? Perché Opo Veneto ormai da diverso tempo ha ampliato i propri orizzonti fuori dai confini di questa regione. Sì, lavoriamo e siamo presenti un po' in tutta Italia, sia in approvvigionamento con dei soci, sia in vendita con dei nostri clienti, per cui abbiamo le eccellenze, raccogliamo le eccellenze non solo del Veneto, ma da tutta Italia. Cerchiamo di trasmettere questi valori anche agli altri partner al di fuori delle regioni, perché ci crediamo, perché sia il vero senso d'unione della nostra OP. Ecco, questa è un'occasione anche per parlare del futuro delle produzioni di qualità. Ecco, Presidente Daminato, lei che è anche un agricoltore, dal suo punto di vista che cosa ci può dire? Allora, l'innovazione, la parte, come già accennavo prima, è quella di produrre in territori di qualità e quindi prodotti di qualità. Grazie ai nostri territori possono emergere prodotti di grande qualità, quindi anche le zone certificate tipo IGP, DOP, e l'obiettivo del nostro futuro è quello di portare questi prodotti quindi da ambienti di qualità, ma non solo nel Veneto, perché stiamo lavorando e collaborando, come diceva prima il direttore, anche in tutta Italia, quindi gli ambienti sani che troviamo in tutta Italia, i prodotti sicuramente li troviamo all'interno della nostra struttura. Qualità però, direttore, non sempre è sufficiente, bisogna dare anche servizi. Sì, anche qui siamo presenti con i nostri partner che sono quelli che ci danno una mano, anzi sono essenziali per gestire la filiera correttamente, dai trasporti alle piantine da orto, agli imballaggi, agli altri servizi finanziari che ci servono per lavorare assieme ai nostri soci e ai nostri clienti. Ecco, c'è qualche novità in particolare di cui ci potete parlare in questa occasione? Beh, a livello di prodotto stiamo sviluppando appunto con i nostri partner delle nuove forme di packaging con dei materiali diciamo biodegradabili, in modo che il consumatore, una volta che ha acquistato, non deve preoccuparsi di dove getta l'imballo, ma lo può mettere direttamente nel bidone nell'umido. Ultima battuta, ultima domanda, Presidente. Come sta andando la produzione? Abbiamo visto insomma, il tempo non sempre insomma, è stato favorevole, un po' la siccità, un po' le grandi piogge. Diciamo che il tempo, come sempre, fa quello che vuole. Noi ci mettiamo il nostro massimo impegno per riuscire a dare la risposta con la produzione, quindi con la produzione di qualità, che non sempre a causa del tempo, maltempo, ci crea i disagi, quindi un po' di mancata produzione, molte volte anche surplus di produzione, però chiaramente con una struttura così organizzata e che di filiera corta sul prodotto organizzata, si riesce comunque a dare quella risposta stretta necessaria per soddisfare il nostro consumatore finale. Vi ringrazio Adriano Daminato, grazie a Francesco Arrigoni, rispettivamente Presidente e Direttore di Opo Veneto.